Eder. Mech. Pallister. Io apro alle ore 09 di mattina e sono sicura di non averla vista quel giorno, né all'apertura né successivamente. Devo dire anche che quella mattina nessuno è venuto al negozio a chiedermi se Liliana fosse passata da lì. Ero sola in negozio quella mattina, quindi mi ricorderei. Adesso le farò vedere una foto. Questo è Claudio Sterpena. Lo ha visto al suo negozio il 14 dicembre? Non ricordo di aver mai visto questa persona al mio centro Wind quella mattina, anzi posso proprio dire di non averlo mai visto. Io il 14 dicembre 2021, poco prima delle 12 sono entrato nel centro Wind di via Battisti. 2 le commesse presenti, come ho sempre detto a Eder, alle quali ho chiesto se verso le 9 fosse entrata una donna con le caratteristiche di Liliana. La più bassa delle 2, che a suo dire aveva aperto il negozio da sola, mi ha detto che verso le 9 nessuna persona con quelle caratteristiche era venuta in negozio quella mattina, pronto a qualsiasi confronto ed ad andare con Eder alla Wind a parlare direttamente con loro come gli ho detto lo scorso maggio. A questo punto quindi mi chiedo come mai la Wind starebbe coprendo una seconda persona e mi viene in mente Sebastiano che non dichiara del suo laboratorio di via Donadoni perché lì fa delle cose in nero e quindi prova a suggerire a Claudio un'ipotesi. Non è che per caso la Wind in quel momento aveva una lavoratrice occasionale non regolamentata? Esatto, questo può essere, anch'io ci ho pensato, se la commessa era in negozio in nero dovevano coprirla. Comunque la mattina alle 9 questa ha detto che lei aveva aperto da sola il negozio, per dire. Erano in 2 nel momento in cui io sono andato là, cioè a mezzogiorno. Lei sembra che avesse aperto da sola alle 9 il negozio, per capirci. Per cui è chiaro che adesso a distanza di 2 anni e svirgola è difficile neanche trovarla, però giustamente come dici te, può essere che poteva essere una dipendente in nero, motivo per cui non c'era, punto. Ma io sono pronto a fare un confronto con qualsiasi proprietario del negozio, a tu per tu, a dire chi era in negozio allora quella mattina e se 2 le donne che erano presenti quando sono andato io a mezzogiorno meno qualche minuto, la più grande, che sembrava anche la più anziana delle 2, doveva essere lei la mattina, come vuole insomma. Fatto sta che lei lì in quel negozio alle 9 o giù di lì non è mai entrata, appunto. Questo è, io sono pronto a qualsiasi confronto in qualsiasi momento, sbugiardo la persona finché vuoi, non ci sono remore. Io ricordo perfettamente quel giorno, purtroppo per me. La situazione è abbastanza palese, Iva sembra dare delle informazioni forzate creando una testimonianza molto discutibile, la stessa cosa avviene anche al centro Wind. Claudio non teme smentita ed è pronto ad affrontare il centro Wind. La commessa a verbale dice di essere stata durante la mattinata lì da sola. Claudio non ha dubbi e me l'aveva già detto anche a maggio, lì c'erano 2 commesse. Allora abbiamo fatto vedere a Claudio la foto della commessa che è stata sentita in procura. Claudio, questa è la persona che lavorava al centro Wind, tu stai vedendo il viso, gli altri non lo stanno vedendo per un fatto di privacy. Questa persona dice di non averti mai visto quella mattina al centro Wind. Tu guardala bene in viso e poi ci dici se la riconosci o meno. Lei, quando vide le tue foto in questura, disse di non averti mai visto in vita sua. Non la riconosco. Erano in 2 e questa potrebbe essere la seconda, quella più alta. Quella che ha dichiarato di aver aperto il negozio alle 9, mentre l'orario scritto prevedeva l'apertura alle 9,30. Sembrava di statura inferiore a Liliana, meno di 155 cm ed era sicuramente mora con taglio capelli medio corto. Quindi Claudio conferma che quella mattina non parlò con la persona che sostiene di essere stata lì da sola tutto il tempo, ma con un'altra commessa che la Wind starebbe nascondendo. Una testimone, come ripetuto ancora una volta ieri, sente una lite e qualcuno dirà che l'uomo che sta litigando addirittura ha 84 anni, il che è molto strano perché tu non interrompi una lite per chiedere il documento alla persona che sta litigando.
È mai quindi possibile affermare di conoscere l'età di chi sta litigando? No. Ovviamente tra i nostri noti quello che più o meno a quell'età era Claudio Sterpin. Sembra chiaro che qualcuno volesse incastrare Claudio Sterpin. Facciamoci una domanda: chi abitava in quella zona? In quei metri abitava zio Fulvio. Dai cassonetti a via Boegan incrocio asilo saranno circa 140 metri. Poi c'è una via in salita che si chiama via Cozzi e questa collega Boegan con strada per Longera. Sei praticamente arrivato al condominio di Covalero, case colorate in 350 metri. Di fronte a casa di zio Fulvio c'è una pizzeria e poco più in alto via Malacrea e l'imbocco per via Farnetello, che finisce praticamente sul bosco al Cacciatore, parte bassa, secondo terzo tornante al massimo. La perlustrazione al Cacciatore il 24 l'hanno fatta nella parte altissima del parco, Ferdinandeo praticamente a San Luigi, che non c'entra niente. Sebastiano dice sempre che la storia di Sterpin è inventata, la storia d'amore con Liliana, e che non c'è nessun testimone. Ieri Sterpin ha avuto la grande occasione per cambiare la sua vita. Finalmente c'era una persona che confermava che lui è andato alla Wind e che confermava quindi anche che la storia tra Claudio e Liliana esistesse già da tempo, dicendo che una decina di giorni prima della scomparsa di Liliana, Claudio e Liliana erano andati proprio alla Wind con lo scopo di prendere una nuova SIM, probabilmente, ci fa credere la detta della Wind, poter comunicare senza essere più intercettati da Sebastiano. Quindi allo stesso tempo Claudio Sterpin aveva anche l'occasione per dimostrare che Sebastiano sapeva della loro relazione e li controllasse. Ma Claudio Sterpin, con la sua solita frenesia, non ha colto l'occasione al balzo, non ha preso la palla al balzo e ha detto che non era vero niente, perdendo una grandissima occasione. Questo vabbè sicuramente in nome della sua sincerità e correttezza. Fatto sta che era comunque una grande occasione. Come mai si è presentata questa grande occasione? Probabilmente quella povera signora della Wind, a furia di sentirsi dire che ha un'operatrice in nero, non ne poteva più. Allora ha pensato: io adesso vado a dire a Claudio che lui è effettivamente venuto, vado a dire a lui anche che li ho visti giorni prima, così Claudio sarà soddisfatto e non mi verrà contro perché questa cosa gli conviene. In cambio lui sicuramente accetterà di dire che sono io la persona con la quale lui ha parlato e non si parlerà più di nero. Poteva essere questa la reale motivazione che ha spinto la signora della Wind a dire determinate cose ieri. Poteva essere come poteva non essere, magari ha proprio ragione lei, non lo potremo sapere mai. Fatto sta che Claudio Sterpin ieri ha sbagliato un calcio di rigore a porta vuota. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.